tempo che serviva per fare tutto, io dico che hanno fatto anche tanto. Perché poco tempo? Perché questo codice degli appalti entro il 31 marzo doveva comunque essere varato, no? Questo che era una norma da rispettare del PNRR, e quindi questo ci dava l'opportunità di incassare, mi sembra di capire, un 19 miliardi di danari, quindi ecco la necessità di correre. Poi, secondo me, perché dico bene? Perché insomma la semplificazione è stata di molto battuta e perseguita, no? Come dico sempre, con Giustiniano noi eravamo per l'impero romano famosi per aver eliminato l'inutile e il superfluo, e forse non va male che anche questo codice appalti si sia un pochino striminzito e sia più sostanziale. Noi siamo quel popolo che dice allorquando, nel momento in cui, che vuol dire quando, ma perché vogliamo essere così bucolici, aulici, insomma, siamo un po' più pratici, no? E questo mi parrebbe che il codice degli appalti l'avesse usato, insomma, tant'è che sono stati cancellati 104 atti, 25 allegati, 17 linee guida, 15 regolamenti, insomma tanta roba, no? E poi cosa ha fatto? Nella semplificazione c'è anche il grosso concetto degli affidamenti diretti, no? Tutte le stazioni appaltanti possono affidare direttamente ad un'impresa di fiducia tutte quelle opere che sono pari o inferiori a 150.000 euro. Dal 150 al milione c'è l'opportunità da parte delle stazioni di fare delle negoziate senza bando con 5 ditte, e dal milione fino alla soglia europea, che sono 5.380.000 euro, si potranno fare sempre delle negoziate senza bando con l'invito a 10 ditte. In questo caso però è anche possibile usare delle gare vere e proprie e aprirle a più persone, e questo ad, diciamo, di insindacabile e ingiustificato, cioè senza che la pubblica amministrazione abbia la necessità di giustificarne il perché. Ecco, questo un po' le cose. Le stazioni appaltanti, diciamo, inferiori non potranno invece appaltare opere che superano, sempre con 5 ditte o 0 ditte, lavori che superino i 500.000 euro. C'è la necessità entro gennaio del 2024 da parte delle stazioni appaltanti di diventare, per essere stazioni appaltanti e qualificate, di essere in grado in via telematica di trasferire tutti i propri dati. La necessità da gennaio del 2025 c'è l'obbligo del BIM per tutte quelle gare che superano il milione, la necessità di essere iscritti in SOA, ancora seppur senza categoria, per le opere che superano i 516.000 euro. Questo è un qualcosa che l'ANCE ha voluto fermamente, perché è una qualificazione che le imprese devono avere, no? Altrimenti tutti facevano tutto e non tutti possono sempre fare tutto. Un altro passaggio importante è quello che non si può più essere scartati da gare o sospesi per gravi indizi di colpe, ma serve almeno un grado, un giudizio in primo grado, insomma, perché altrimenti potevano essere sospese da gare imprese che tutto sommato poi in un giudizio finale non risultavano colpevoli di niente.
Ci lascia un po' perplessi, ma non è ancora chiaro il concetto dei subappalti a cascata, nel senso che dovrà essere chiarito meglio il concetto. Subappalto a cascata non vuole comunque dire che io, aggiudicatario primo della gara, lo possa concedere a te e che lo stesso lo possa concedere a cascata chissà quanti altri, però il concetto non è ancora chiarissimo. Buona cosa, anche se l'ANCE voleva qualcosa di più, però sinceramente mi pare di dire che è buona cosa quello della revisione dei prezzi allorquando questi abbiano un aumento ma anche una diminuzione che sia maggiore o inferiore del 5%. Ecco, quindi tutti quei prezzi che possono subire col tempo un aumento del 5% verranno comunque compensati per un valore dell'80%. E è ovvio che valori inferiori, tra virgolette, possono anche essere sostenuti dalle imprese. Noi si voleva un aumento a partire dal 2%, poi capisco che è anche fatica a quantificare un aumento del 2% sulle opere nostre. Non mi sembra altro più, il concetto sì della premialità, si cerca di dare una certa premialità ad imprese qualificate, alla territorialità anche delle imprese. C'è un giudizio negativo da parte del presidente dell'ANAC Busia, il quale dice, con questo modo di appaltare fino ai 150.000 euro sarà il sindaco, diciamo, il gruppo a decidere chi invitare, probabilmente si inviteranno degli amici e dei parenti. Insomma, non è stata una bella risposta, non fosse altro perché come presidente di ANAC certe cose non si dicono. Posso capire che si possano pensare, certamente non dire, anche perché è una grave dichiarazione che a taluni potrebbe anche ferire particolarmente. Si è poi probabilmente ravveduto di questa affermazione, quindi a distanza di poche ore ha cambiato un po' il tiro. Niente, l'unica segnalazione è che con questa modalità di gare sicuramente le cose vengono di molto velocizzate e vengono velocizzate in un importo di lavori particolarmente ampio. Si stima che il 98% degli appalti abbia un valore che stia sotto ai 5 milioni e 3, e quindi un 98% vuol dire veramente quasi tutto, per un importo complessivo stimato attorno ai 20 miliardi scarsi, 19-20 miliardi. Mi sento di ringraziare anche tutti gli operatori che a livello nazionale dell'ANCE hanno lavorato per ottenere quanto, perché sono stati veramente bravi, puntuali, non hanno conosciuto i momenti di stop, perché quando le cose si devono fare si fanno, siano esse di notte, siano esse di domenica, quindi un ringraziamento in primis a loro. E poi se qualcosa c'è da migliorare, vabbè, c'è tempo e miglioreremo.